Ciao, sono Cristina e ho una malattia genetica rara, la sindrome di Noonan. Questa malattia causa diversi problemi in tutto il corpo e i problemi più gravi che mi causa questa malattia sono agli occhi e al cuore. Vi ho già parlato in qualche video fa dei miei problemi agli occhi e delle operazioni e di tutte le problematiche oculistiche. Oggi parliamo dei problemi al cuore. Sono nata con un'ipertrofia cardiaca ostruttiva. Nel nostro meraviglioso 2020 sono stata operata al cuore all'ospedale di Padova, il Gallucci, operazione a cuore aperto e in parole semplici spiegato da paziente, il mio problema qual è? Io ho perennemente la pressione bassa. Io ho svenimenti, giramenti di testa, quasi svenimenti molto molto spesso e adesso questi giramenti di testa stanno peggiorando. Comunque, nel 2020 mi hanno operata a cuore aperto, una miectomia. In parole semplici hanno cercato di aprire un passaggio nel cuore per farmi passare più ossigeno e sangue perché il cuore è talmente grosso, talmente ipertrofico, no? Talmente muscoloso che non fa passare l'ossigeno e il sangue come dovrebbero fluire nella normalità delle persone. Da una vita assumo il Lopressor che mi aiuta ad abbassare la tachicardia perché il cuore cosa fa? È una cosa logica, se al cervello non arriva ossigeno e sangue, il cuore pompa di più, lo sforzo, si mette sotto sforzo e quindi ho queste battarelle, queste tachicardie spesso dal nulla, anche se sono seduta, se sono sul divano, se non sto facendo niente, e il Lopressor cerca di calmare queste tachicardie e quindi mi abbassa ancora di più la pressione. Il chirurgo, quando mi hanno operata, mi ha detto che sono giovane, non serve fare fisioterapia perché sono giovane, vai a casa Cristina che ti riprendi. Sono rimasta a casa da sola, in lockdown, con la cicatrice fresca ed è stato lì il momento in cui ho iniziato ad avere incubi, insonnia, depressione, dalla quale sono uscita o non ne uscirò mai. Diciamo sono un po' migliorata, me la autogestisco grazie anche ai farmaci. E in commissione medica per fare il peggioramento dell'invalidità, quell'anno, mi ricordo, me l'hanno voluta quasi togliere la percentuale di invalidità perché mi hanno detto ti hanno operata, ora stai bene, quando in realtà è una malattia degenerativa, è una malattia che ho, sempre avrò e sempre peggiorerà. E quindi all'epoca ho fatto ricorso e mi hanno pure aggiunto dell'invalidità fino ad arrivare ad oggi che ho il 67%, legge 6899 iscritta come invalida. E dopo questa operazione assumo giornalmente antidolorifici a base di oppiacei per i dolori. Soffro di dolori cronici da dopo questa operazione. Quindi qui si parla di scegliere il male minore. I dottori che mi hanno salvato la vita, io vi ringrazio, però vivere sì, ma a che prezzo? Vivendo dolori così tutto il giorno per tutta la vita e non avendo i diritti che mi spettano, io pretendo e voglio almeno i miei diritti, perché i dolori con i farmaci riesco a calmarli. Ciao.